Tra un po' aprono le scuole, l'attività motoria è una delle attività che dovranno ripartire dopo un anno molto difficile per i ragazzi. Dal vostro punto di vista, da parte del Comune, c'è qualche modo per stare vicino alle famiglie e lo sport? È difficilissimo. Adesso con la ripresa dell'attività scolastica normalmente c'era anche la ripresa dell'attività sportiva per le associazioni sportive che utilizzavano le palestre scolastiche sia comunali che provinciali. Con questi protocolli che ci sono è difficile, è molto difficile, stiamo lavorando, siamo in ritardo e non dipende dall'amministrazione comunale ma dipende purtroppo da tutti questi protocolli che si sono succeduti in questi mesi estivi. Questo è un appello che faccio a tutti quelli che ascolteranno queste mie parole. La scuola è fondamentale, massima la scuola, se non riparte lo sport la nostra società si blocca e quindi dobbiamo fare di tutto e forse anche più di tutto per cercare di far ripartire lo sport, perché i nostri ragazzi hanno assoluto bisogno di riprendere a fare l'attività inclusiva, aggregativa che solo lo sport può dare. Verosimilmente si può partire a settembre, ottobre, c'è una prospettiva? Sì, la prospettiva è il 14 settembre. Il 14 settembre è l'apertura delle scuole. Io voglio pensare che anche le palestre siano date, magari con dei protocolli che adesso stiamo studiando, alle amministrazioni e le amministrazioni provinciale e comunale dopo a loro volta daranno alle associazioni sportive. La nostra preoccupazione adesso è proprio le palestre che soprattutto quelle di proprietà della provincia che tentenna perché c'è il discorso della sanificazione, anche se adesso hanno regolamentato che serve igienizzare più che sanificare, quindi il tempo si accorcia, i costi anche, e quindi questo fa ben sperare. Però se non abbiamo le palestre nel prossimo autunno metà delle nostre società dovranno chiudere.